Novità in arrivo per le scuole. Da lunedì infatti verrà applicato il nuovo protocollo in caso di positività in classe che di fatto riprende quanto già fatto a settembre con l'avvio delle lezioni. In presenza di un soggetto positivo testeremo tutta la classe nell'arco di all'incirca 72 ore e se non ci sono altri positivi i ragazzi continueranno ad andare in classe. E a proposito di giovani, il Dipartimento Prevenzione della Regione ha condotto un attento monitoraggio sulla circolazione del virus in età scolare, dal nido all'ultimo anno delle scuole superiori, e quello che ne è emerso è che oltre l'83% dei casi di positività riguarda le fasce dai 18 anni in su. La scuola, spiega la dottoressa Russo, rappresenta una comunità, ma non è l'unico ambiente dove può avvenire la trasmissione del virus, e a dimostrarlo anche i dati relativi al periodo dal 7 gennaio ad oggi. Emerge che 1378 ragazzi delle scuole superiori di secondo grado risultano positivi, istituti però che hanno ripreso le lezioni in presenza solo da questa settimana. Questi 1300 non sono attribuibili alla scuola, questi contagi si sono verificati al di fuori della scuola. Alla luce di questi dati sono stati creati in Veneto dei progetti innovativi e unici nel loro genere che riguardano i più giovani, a partire dalle scuole sentinella che coinvolgeranno proprio gli istituti superiori. Che ci permetterà di capire nelle varie province, quindi sceglieremo degli istituti a campione in maniera randomizzata con un'adesione volontaria da parte della scuola e degli studenti e testeremo questi ragazzi praticamente una sezione per settimana in maniera tale da poter testare praticamente tutta la scuola periodicamente. L'obiettivo è di tenere sotto controllo la situazione epidemiologica e la circolazione del virus in ambito scolastico, altro progetto di monitoraggio invece per i ragazzi delle medie. Una classe per provincia, se i genitori saranno d'accordo faremo una sorta di sorveglianza con l'autosomministrazione del test, lo faranno attraverso un percorso di training e quindi di formazione in presenza di un operatore. Ma il Dipartimento Prevenzione ha deciso di uscire con il proprio monitoraggio dagli edifici scolastici e di valutare la trasmissibilità e la circolazione del Covid nei contesti di socializzazione, con un progetto rivolto a ragazzi e giovani adulti con la somministrazione di test rapidi. Ci aiuta a capire se il virus è presente anche nella popolazione che si ritrova fuori dall'ambiente scolastico e quanto circola in questa fascia di età.